La dieta degli anziani di Vo durante il lockdown è cambiata di poco. I meno giovani del comune collinare, famoso non solo per la trachite ma anche per le ciliegie, l'uva e l'olio, hanno continuato a nutrirsi con l'orto di casa e la frutta e hanno mantenuto la linea. È andata meno bene agli over 50, che hanno aumentato il consumo di dolci, birra e diminuito il movimento, con aumento del peso anche per chi tra loro era in peso forma prima della chiusura dei confini comunali. Cambiamenti positivi sono stati che per alcuni di questi sono aumentati il consumo di alimenti cosiddetti sani e soprattutto per le fasce di età però più giovani, quindi più suscettibili effettivamente al cambiamento. Mentre effetti negativi sono stati un aumento di cosiddetti cibi di conforto, quindi i dolci, e l'aumento ad esempio dell'alcol, di consumo di birra e di cibi già pronti, quindi trasformati, e anche dell'utilizzo di condimenti che prima non erano frequenti nella popolazione di Vo, tipo del burro invece che l'olio d'oliva. Poi ha diminuito di molto il consumo di pesce e quindi noi effettivamente questo l'abbiamo letto proprio per una difficoltà di acquisto di questo tipo di prodotto che prima veniva consumato prima del lockdown, una frequenza un po' maggiore, ancora insufficiente rispetto alle linee guida, però comunque sicuramente è diminuito di molto. 2.800 i questionari inviati, ne sono ritornati compilati circa 600, cioè circa il 20%. In un paese dove l'età media supera i 55 anni, sono emersi nuovi elementi di coesione grazie al cibo e alla chiusura. È venuto fuori un atteggiamento positivo rispetto al convivio, cioè al fatto che si mangi all'interno della famiglia, e devo dire anche la partecipazione di membri della famiglia, anche più giovani, a sentire dai risultati dei questionari, che partecipano alle attività culinarie. Dallo studio sono emersi anche l'aumento della consapevolezza dell'importanza dell'alimentazione e il dato secondo il quale il 19% dei guadensi durante il lockdown ha iniziato un'attività fisica che prima non faceva.